Ciao, sono Francesca della Fattoria Didattica La Piccola Campagna. Con l'arrivo di aprile iniziano a sbocciare i primi fiori. Perché non raccoglierli in un quadretto da appendere in casa? Con pochi materiali reperibili in giardino o una passeggiata al parco, possiamo realizzare dei bellissimi e profumatissimi telai fioriti. Abbiamo bisogno di spago, cesoie, forbici, rami, fiori e materiali naturali a piacere. Una volta raccolti i rami, li tagliamo a misura a piacere con le cesoie. Ne ricaviamo 4 pezzi, circa della stessa misura, se si vuole fare un quadrato. Ora li disponiamo a cornice e iniziamo a legare gli angoli con lo spago per fissarli l'uno con l'altro e ripetiamo per ogni lato. Ora fissiamo l'asola per appendere il quadro a 2 dei lati del nostro telaio. Ora creiamo una trama con lo spago per fissare i fiori al telaio. Agganciamo lo spago ad un angolo e lo passiamo da un lato all'altro. Ecco il nostro telaio. Ora è pronto per raccogliere i fiori che preferiamo. Ne tagliamo dei rametti corti. Prendiamo ora i fiori e li inseriamo all'interno della trama. Creiamo la composizione che più ci piace. La nostra cornice è pronta, perfetta per portare la primavera nelle nostre case. Natura Sì.